Quali novità presenterete questa sera? Questa sera presenteremo dei nuovi robot collaborativi dedicati alla piccola e media impresa. È un aiuto che vorremmo dare alle imprese come Confartigianato, proprio in un momento così difficile, che è un momento complicato nel trovare risorse umane in grado di portare a casa e di consegnare le commesse che le nostre aziende hanno portato a casa. L'uso di un robot collaborativo va verso questa direzione, cioè quella di liberare delle risorse che hanno competenze e know-how e far fare alla macchina quello che deve fare la macchina. C'è un altro tema che è quello della sicurezza, laddove il robot fa delle cose che hanno a che fare con pesi o con questioni di sicurezza, è bene che lo faccia il robot. Lasciamolo fare a loro e usiamo le persone per delle competenze più qualificate. Come può aiutare la robotica in questo contesto di post-Covid? In questo momento dove le competenze che servono alle aziende della metalmeccanica, della subfornitura, sono competenze di qualità elevata, il robot può essere d'aiuto per tutte quelle operazioni standard nelle quali oggi le persone sono impegnate e liberare così le persone verso delle azioni più qualificate, delle competenze che non sono proprie del robot. Confartigianato vuole in questo momento di crisi, tra virgolette, delle imprese, essere di supporto alle imprese proprio in questo modo. Sdoganare il fatto che la robotica è un tema legato alla grande impresa, ma è un tema che è assolutamente a portata della piccola impresa. È un tema che va verso gli obiettivi del 4.0, la digitalizzazione delle imprese e strizza l'occhio anche alle 6 missioni del PNRR, soprattutto per quel che riguarda digitalizzazione appunto e transizione ecologica. In questo modo vorremmo essere vicino e di supporto alle nostre imprese proprio per riuscire a farle crescere e a mantenere quelle commesse che hanno portato a casa e che non si sa se riusciranno a terminare nei tempi dovuti, complici anche i problemi dell'approvvigionamento dei materiali e dell'aumento dei materiali, del costo dei materiali, che complicano un po' tutta la faccenda. È stato detto che avete dato la vista, insomma, a questi robot. Fondamentalmente sì, diciamo che abbiamo sviluppato un sistema basato su telecamere che permette al robot di relazionarsi all'ambiente in cui si trova e identificare degli oggetti in questo ambiente. Adesso in particolare la dimostrazione che faremo stasera è quella di far vedere come un robot può trovare e prendere dei pezzi disposti casualmente all'interno di un contenitore. La robotica è da vedere come aiuto al lavoro dell'uomo o sostituzione al lavoro dell'uomo? Ma è da vedere come aiuto e affiancamento. A dimostrazione di questo basta pensare che il robot può sollevare pesi che un uomo non può sollevare, può posizionarsi in un modo molto più accurato dell'uomo, ma ad esempio tipicamente il robot non ha telecamere, quindi non ha occhi e quindi ha capacità molto inferiori rispetto a quello dell'uomo. Diciamo che si tratta di due ruoli assolutamente complementari e questo viene confermato anche dalla presenza qua dietro di un robot collaborativo che nasce proprio con l'idea di fare solo quelle cose che l'uomo riesce a fare in modo difficoltoso. Mitsubishi Electric ha sviluppato un approccio collaborativo completo, basato su due caratteristiche fondamentali: la produttività della macchina e il tempo di interazione effettivo tra l'operatore e il cobot. Si parte quindi dalla robotica industriale tradizionale, dove il robot lavora all'interno delle protezioni e aprendo le porte viene tolta tensione ai motori, a un secondo livello rappresentato da una centralina di sicurezza che va collegata direttamente al controller del robot, che abilita funzioni di limitazione della velocità e degli spazi di movimentazione per assicurare la sicurezza nell'operatore durante le attività. Il terzo livello, quindi l'ultimo anello della collaborazione, è rappresentato invece dal robot collaborativo melfassista, che risulta ideale per differenti applicazioni come operazioni di ispezione, di assemblaggio congiunto con l'operatore,
o piuttosto a operazioni di asservimento a delle macchine utensili, e in diversi settori come la meccanica, l'alimentare, e in quest'ultimo periodo è stato molto introdotto nel mercato del life science, quindi quello delle analisi cliniche, per aumentare la produttività delle analisi di tamponi e non solo.